Allora, torniamo insieme, vediamo adesso la slide 3. A chi in modo particolare voi tenete a rivolgere in modo più semplice, più chiaro, perché possono essere persone che se fraintendono il problema diventa più grosso, e quindi la base sociale della maggioranza di queste persone, tra virgolette, invisibili. Abbiamo quindi persone con la disabilità, i disoccupati, i NEET, quelli che non lavorano, non studiano, i giovani, i pensionati meno abbienti, i migranti e poi le persone, i precari. Questi sono per voi soggetti a rischio di disinformazione? Oppure questi sono dati che vengono proprio dalle amministrazioni centrali delle nazioni, dell'Europa, dell'ONU addirittura, c'è anche dei richiami dell'ONU, per cui voglio dire non è che possiamo categorizzare, però diamo già un'immagine di quello che diciamo, la fotografia del sociale oggi. Certo. Delle categorie. Allora, quali sono le conseguenze e le ripercussioni? Altra slide, la numero 4, quindi di cosa state parlando sostanzialmente? Eccolo qui, è scritto in piccolino, altro problema della comunicazione. Sì, però. È un problema mio, perché voglio strafare. State parlando dei più fragili, delle persone più fragili, quindi le conseguenze, diciamole, quali sono? C'è la discriminazione, l'etichettamento, c'è l'isolamento sociale, e poi dobbiamo trovare delle strategie possibili per contrastare queste conseguenze nefaste. Io, quando ho parlato proprio appunto qualche giorno fa di questo viaggio a ritroso nel mondo della discriminazione, dell'etichettamento e dell'isolamento sociale, no, ho fatto anche un approfondimento sui social, perché prima c'è l'etichettamento, poi c'è l'isolamento e poi c'è la discriminazione. Siamo sullo stesso binario che ci porta verso quella che è proprio la solitudine. Mi stanno venendo in mente quei giovani hikikomori, quelli giapponesi che rimangono mesi, anni chiusi in una stanza, non parlano, non comunicano più, eccetera. Sta diventando una patologia, mentre invece noi stiamo, se ti fai un giro in centro, il 97, 98, 99%, perché quell'1% che non lo ha, forse non ha neanche lo smartphone, camminano guardando lo smartphone. Cioè, il contesto non gliene frega niente, gli passa una macchina sopra, si gira e ti guarda, come? Perché non ti sei fermato? Stavo leggendo. Cioè, questo è il principio. Poi, se vogliamo parlare dei più fragili, diremo che chiaramente questa formula la possiamo estendere alle persone che hanno bisogno di sapere di che cosa sono investiti. Abbiamo detto prima delle bollette, delle fatture, eccetera. Mi sta venendo in mente, stiamo parlando, poi magari un secondo solo, ti ho lasciato a disposizione quella che è la percezione della gente su quello che sta succedendo. Quando uno sente la parola inflazione, no? Se non la vive sulla propria pelle, attraverso cosa? Gli acquisti, attraverso il supermercato, attraverso gli acquisti normali di ogni giorno, attraverso anche le bollette, la fattura, eccetera, quello che si paga, non riesce a rendersi conto, no, del contesto. Allora si allarma solo ed esclusivamente, come dicevamo prima, nel momento in cui gli arriva lo tsunami in faccia. Allora, per poter essere protagonisti, non so quante volte sono venuto, ho detto sempre la stessa parola, per passare da obiettivi dei furbastri, delle fake news, eccetera, a protagonisti del nostro destino, dobbiamo cominciare a capire che ci sono dei momenti in cui bisogna approfondire quelle che sono le tematiche della vita di ogni giorno. E stiamo parlando, come al solito, sono andato in commissione prezzi la settimana scorsa, della famosa inflazione. Oggi molta gente ancora non si è resa conto di quali sono le conseguenze vere, perché se io prendo sempre lo stesso stipendio e ogni mese mi viene erosa
quella capacità di spesa, io sto facendo un cattivo servizio a me stesso, perché nel momento in cui devo andare a scegliere al supermercato quale roba prendere, comincio a non guardare più le etichette, ma comincio a guardare il prezzo, perché il prezzo diventa la mia priorità. La qualità comincia a andare al secondo piano. Per cui stiamo attenti molto, no, ad avere un controllo anche dei contesti. Dire che a Padova c'è a Verona mi sembra che sia quello più alto, allora come inflazione 12,4, eravamo là. No, fermo là perché adesso informazione corretta. Non abbiamo la possibilità di prioritare la slide, per cui la devo descrivere. Inflazione a Padova 15 ottobre 2022, però viene riprodotta la regione Veneto, questi secondo i dati estrapolati dall'Ufficio Rilevazione Prezzi al Consumo e Statistiche Economiche Comune di Padova, dall'Istat. Abbiamo più 12,4 di inflazione nel veronese, più 12,1 nel padovano, a fronte di una media nazionale di 11,8, con un aumento minore nel polesano, dove sono nel polesine 10,6. Quindi Verona e Padova sono i territori provinciali dove risulta da questi dati, sì, anche ottobre, a livello nazionale, Elena, quindi siamo sul 12,4, dove il tasso anno di inflazione è il più alto, con picchi del più 25,4% per gli oli di tutti i grassi, quindi burro e quant'altro, più 33,9% la frutta e la verdura fresca, scusate, la verdura fresca, ma arriviamo alla pasta che è più 21,5% allora, e più 15,7% il pane fresco, che sono beni di ampio consumo. Quindi questo è la questione, che è brutto continuare a rilevarlo, allora, ma se non lo facciamo le persone non se ne rendono forse ben conto e magari dopo si trovano a fine mese senza... No. Guarda, è una catena, la catena alimentare non si scappa. Allora, la catena alimentare mi dice, incomincio prima a vedere il prezzo, la mia priorità diventa il prezzo, perché se non ho i soldi per comprare, bisogna che compro qualcosa di minor prezzo. Al prezzo si associa la qualità, alla qualità si associano le etichette. Leggibili, fruibili, cioè l'etichetta deve essere leggibile, devo capire da dove viene una roba, cosa fa. Ma è vero, questa cosa qua mi ha colpito, perché ho parlato con più persone, è successo anche a me, della qualità, che a un certo punto, mentre prima ti prendevi magari la tortina fresca di pasticceria, progressivamente tortina fresca di supermercato, improvvisamente tortina non fresca ma a lunga conservazione, sempre GDO. Brava. E confrontandomi con tante persone, anche chi ha figli, ha fatto lo stesso, ha detto: se vuoi prenderti la tortina a sto punto, in presenza di un reddito, sempre quello, cioè, perché non è che ti stai bene, un reddito medio, devi passare a quella conservata, e allora dentro guardi gli ingredienti, ineluttabilmente non è più uova, farina e burro, purtroppo. Continuo il discorso per far capire come combattere legalmente una fake news. Bene. Finisco un attimo il discorso, poi dopo un secondo, mi manca un minuto? Sì. Sì. Allora, quindi abbiamo detto etichetta, qualità, e poi dopo andiamo a finire, come dici tu, al surgelato. Ma non è che sia peggiore che cosa, però ha un po' più di ingredienti. I miei acquisti stanno cominciando a deviare, no? Avevo prima una mira, ma questo comporta anche che poi dopo, oltre alla qualità, no, c'è anche la salute. Molta gente sta cominciando a comprare beni alimentari che non sono proprio efficaci per se stesso. Allora, mo' è aumentata la frutta e verdura del 30%. Anche se non si vede a me, io sono un gran consumatore di frutta e verdura. Poi anche di molti carboidrati. Però frutta e verdura, la mia compagna può testimoniare, me dissanguo al mercato lì ogni sabato. Velocissimo, che siamo verso il termine. Vicino. L'ultima cosa che dico, poi dopo si ripercuote sulla salute, la salute si ripercuote sul welfare, il welfare si ripercuote sulle tasse, le tasse si ripercuotono su di noi, e il consumatore finale ha fatto il giro ed è tornato che mangia la tortina del supermercato, eccetera, via. Come si combattono legalmente? Allora, le fake news, no? Se colpiscono chiaramente la persona in tutti quelli che sono gli aspetti giuridici, tipo, non so, gli stalking, il mobbing, tutte quelle robe là, hanno un risvolto legale.
Se l'insulto di per sé, no, diventa, come dire, ether, cioè lo faccio gratuitamente, ma non si connota, no, gli articoli del codice civile, perché adesso si parla con gli articoli del codice civile, legalmente, se tu riesci a dimostrare che ha causato a te, alla tua famiglia, a chiunque altro ha causato danni fisiologici, biologici, eccetera, eccetera, e anche nell'ambito lavorativo, c'è quelli per esempio che sparano e poi dopo nell'ambito lavorativo. Ecco, se riuscite a dimostrare questo, allora legalmente si può anche attaccare questa cosa qua. Chiaramente ultimamente si usano i social dove c'è l'anonimato, diciamo, di specie, per cui c'è un sottobosco di personaggi, di odiatori di professione. Va bene, abbiamo anche tanti in televisori, però voglio dire adesso, ecco, se no poi dopo partono le querele e tutte quelle cose. Invece nei social purtroppo bisogna proprio essere mirati, cercare la persona che ti ha offeso, eccetera, e vedere se rientra in quegli ambiti, cioè danni alla persona, biologici, fisiologici, eccetera, nell'ambito lavorativo. Ecco, chiudo qua perché poi dopo la legalità nel social ancora non è stata ben inquadrata e normata, non è stata ancora normata. Allora questo è un nuovo step per le associazioni, dei consumatori. L'ultima slide non possiamo più commentarla, comunque era le norme sulla disabilità, la 5 nella comunicazione, quindi attenzione, un linguaggio adeguato e una terminologia appropriata. Se riusciamo a metterla in onda velocissimi, la 5, che così vediamo quello che anche, insomma, sono un po' anche i vostri obiettivi di associazioni di consumatori, di cercare di essere sempre più vicini alle persone e cercare di, insomma, rivolgersi nel modo più consono. Voglio lasciarvi con una frase che avevo mentre facevo i miei famosi studi, mi ha colpito in maniera bestiale. Alda Merini ha fatto 30 anni, 40 anni a manicomio. Mi piace la gente che sceglie con cura le parole da non dire. Eccola, e quindi muoversi cioè un la po' al fake contrario. news mi piace la gente che sceglie con cura le parole da non dire. Bisogna tutti quanti contare fino a 10 prima di contate parlare. fino a 10. Allora, Sergio Taurino, presidente ADOC, grazie di essere stato qui con noi. Questa è una trasmissione appunto di sensibilizzazione e informazione, fa parte di un progetto regionale con le associazioni di consumatori e naturalmente voi potete rivedere la puntata in replica sul sito. Al prossimo mercoledì con un'altra associazione, altre questioni, altre problematiche e naturalmente altri suggerimenti utili per venirne a capo. Buon proseguimento, a domani.